Cari amici di Valdo TV, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento settimanale riguardante la rubrica Bel tempo si spera. In questa serata di lunedì 30 novembre 2020 avremo modo di interagire direttamente con voi. Intanto vi ringraziamo per l'appuntamento di grande seguito che appunto ha avuto la settimana precedente. Diciamo subito ad inizio puntata che se avete l'opportunità di interagire direttamente con noi saremo qui apposta per rispondere direttamente sui vostri interrogativi che ci potrete porre mediante la situazione meteorologica. Partendo inizialmente dalla situazione prevista per quanto riguarda i prossimi giorni, chiedo alla regia di segnalarci proprio l'immagine sinottica di evoluzione generale proprio che dà risalto all'Europa, una situazione come vediamo contrassegnata da un cambiamento piuttosto repentino della situazione proprio in larga scala, in quanto una perturbazione giungerà proprio sul Mediterraneo, una vera e propria saccatura dal nord Atlantico che irromperà e andrà ad interessare sempre di più il nostro territorio veneto. Richiamerà anche correnti di aria piuttosto fredda di origine polare marittima, e questo lo vedremo più che altro nella giornata di mercoledì. Intanto, per quanto riguarda la giornata di domani, avremo ancora prevalenti condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato nel parte della giornata, specie sui monti, come più precisamente sulle Dolomiti, mentre nel corso della giornata avremo un'intensificazione graduale e progressiva della nuvolosità per addensamenti dapprima alti o medio-alti e poi anche di origine stratificata, fino a cielo anche molto nuvoloso o coperto nel corso della serata notte, quando da ovest, specialmente dalle prealpi, giungeranno i primi deboli fenomeni che risulteranno nevosi fino a quote piuttosto basse, parliamo di circa 500-700 metri di quota circa. Le temperature, per quanto riguarda la giornata di domani, saranno prevalentemente in diminuzione, specie per quanto riguarda i valori massimi, ed in particolar modo in quota, mentre la ventilazione risulterà per lo più dai quadranti nord-orientali, specialmente sulle zone montane, ma tenderà a disporsi dai quadranti orientali o nord-orientali, specie sulla costa e zone limitrofe proprio nel corso della tarda serata notte, quando appunto avremo una ulteriore intensificazione. Poi il vero cambiamento ci sarà nella giornata di mercoledì 2 dicembre. Innanzitutto, prima di portarci alla situazione di mercoledì 2 dicembre, diciamo subito che domani, martedì 1 dicembre, avrà l'inizio l'inverno meteorologico, quindi il cambio di rotta sotto l'aspetto meteorologico partirà proprio nel modo più consono, giustamente per il periodo. Dicevamo mercoledì 2 dicembre, ecco qui che il minimo ciclonico andrà a posizionarsi più direttamente tra Corsica e Sardegna, e lo vediamo anche dalla colorazione violacea. Questo minimo di pressione richiamerà ancor più correnti settentrionali in un primo momento, più precisamente dai quadranti nord-orientali, quindi avremo un'intensificazione della ventilazione sia in quota che anche nei fondovalle, quindi nei bassi strati atmosferici. Avremo un cielo che tenderà a coprirsi, quindi a divenire molto nuvoloso coperto, e già nel corso della mattinata avremo le prime precipitazioni che risulteranno deboli al più temporaneamente moderate e potrebbero intensificarsi progressivamente nel corso della giornata, specialmente al pomeriggio. Il limite della neve inizialmente risulterà fino nei fondovalle prealpini, quindi anche città come Feltre e Belluno avranno sicuramente dei quantitativi più o meno omogenei, mentre per quanto riguarda la pedemontana avremo inizialmente dei fiocchi che potranno interessare anche le aree del basso feltrino, però poi queste zone
dovrebbero subire un cambiamento, quindi dovrebbe appunto subentrare l'aspetto piovoso, quindi le precipitazioni nevose dovrebbero in prevalenza trasformarsi in pioggia. Per quanto riguarda invece la pianura, abbiamo una condizione dove nella predominanza del territorio avrà la meglio la pioggia, ma a tratti, specie ad inizio giornata, ci sarà la possibilità di qualche fiocco di neve, specialmente nelle aree prossime ai colli Euganei e Berici. Queste sono le zone dove in questo momento i nostri modelli di calcolo vedono questa maggiore probabilità di qualche fiocco di neve. Per quanto riguarda le temperature avremo un ulteriore calo, specie per quanto riguarda le temperature massime, anche a bassa quota chiaramente, mentre per quanto riguarda i valori minimi avremo una sostanziale stazionarietà dei valori termici, salvo risultare localmente in rialzo per effetto della nuvolosità notturna in alcune località. Ecco che l'aspetto termico risulterà prevalentemente di stampo invernale e poi, come abbiamo detto, la quota neve nel corso del pomeriggio sera però dovrebbe parzialmente rialzarsi, specialmente nei settori aperti alla pianura, e sulle prealpi dovrebbe attestarsi intorno ai 400, 700 metri circa, localmente ancora presente in alcune aree della Valbelluna per la persistenza, per la sedimentazione di correnti più fredde, appunto in quelle conche solitamente più chiuse. Diamo ora uno sguardo anche all'evoluzione generale per quanto riguarda la giornata di giovedì 3 dicembre. Ecco che le ultime analisi ci pongono dinanzi a una situazione ancora abbastanza variabile, a tratti instabile. Inizialmente avremo ancora la coda della perturbazione giunta in precedenza, con ultimi fenomeni che potrebbero risultare nevosi anche a quote piuttosto basse nei fondovalle dolomitici, ma anche sulle prealpi la quota neve potrebbe attestarsi intorno ai 400, 700 metri, anche se temporaneamente e localmente qualche fiocco potrebbe scendere anche in alcune vallate più chiuse. In particolar modo parliamo della Valbelluna e del Feltrino. Poi nel corso della giornata avremo un'attenuazione dei fenomeni che dapprima tenderanno a diradarsi, poi ad attenuarsi fino anche a esaurirsi nella prevalenza del territorio regionale, però poi questo è solo una tregua che poi andrà ovviamente a riconcretizzarsi con un nuovo episodio di maltempo che andrà ad essere più presente nella giornata di venerdì. Quindi poi persisterà la nuvolosità anche nel corso della giornata di giovedì e le temperature, per quanto riguarda l'aspetto termico, potrebbero subire contenute variazioni di carattere locale e quindi ad oggi sussiste un po' un'incertezza sull'aspetto di temperatura tra i settori in quota e i settori a bassa quota, in quanto le differenze locali di maggiore apertura del cielo tra una perturbazione e quella successiva potranno determinare ovviamente delle situazioni di irregolarità per quanto riguarda l'aspetto termico. Per concludere diamo una tendenza e ribadiamo che lo è chiaramente vista la distanza ancora abbastanza concreta dalla previsione meteorologica per quanto riguarda venerdì, l'ultima giornata appunto di previsione per quanto ci riguarda, 4 dicembre. Come vediamo al largo dell'Atlantico si va ad instaurare una nuova saccatura e lo vediamo anche dalle colorazioni violacee e rosa che appunto mi precedono, e questa saccatura giungerà nuovamente, una nuova saccatura anche più profonda probabilmente della precedente, tenderà ad avvicinarsi al Mediterraneo centro-occidentale e determinerà il richiamo questa volta di correnti meridionali, quindi le correnti orientali o nord-orientali tenderanno a disporsi da sud-ovest inizialmente, poi dai quadranti più precisamente sud-orientali, quindi è chiaramente un aspetto di avezione sciroccale che andrà poi progressivamente ad innalzare le temperature, dapprima in quota, poi anche nei bassi strati atmosferici. Quindi una nuova perturbazione che andrà ad interagire per quanto riguarda i nostri territori, quindi un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche che sembrano essere accompagnati a rovesce temporali che potrebbero interessare alcuni territori.
anche se più precisamente, queste zone, diciamo di maggiore piovosità andranno ad interessare le aree di pianura, almeno quella centro-meridionale, mentre l'aspetto di nevicate inizialmente potrebbero interessare i fondovalle prealpini e anche alcune aree della pedemontana, anche se comunque il limite pioggia-neve per quanto concerne i territori della pedemontana, saranno comunque ancora da valutare in quanto, alcuni parametri ci fanno pervenire che nella prevalenza del territorio, appunto tra la pianura e la pedemontana, si tratterà comunque di pioggia o al più di pioggia mista a neve. Poi nel corso della giornata, dicevamo, il rialzo termico sarà particolarmente significativo e quindi ci attendiamo anche un incremento del limite delle nevicate, quindi, la quota neve poi nel corso del tardo pomeriggio sera dovrebbe portarsi intorno ai 900, 1200 metri per quanto riguarda la fascia prealpina, e il territorio dolomitico dovrebbe attestarsi ancora tra i 500 e 900 metri, quindi ancora in gran parte dei fondovalle dolomitici, però poi gradualmente, progressivamente, il rialzo termico interesserà più direttamente la giornata di sabato. Vedo innanzitutto dei commenti, quindi qualcuno che sta interagendo con noi in questo momento. Salutiamo Lucas, salutiamo anche Paola Bernardi che ci ringrazia per il prezioso lavoro. Ribadiamo come l'aspetto riguardante i vostri interrogativi sono più che ormai importanti ed interessanti, e quindi vi invitiamo anche attraverso le prossime settimane a segnalarci delle possibili domande, curiosità a cui avremo modo anche di poter, diciamo, darvi una risposta concreta e quindi di fornirvi delle spiegazioni che mi auguro siano più che dettagliate ed accurate. Dalla situazione meteorologica è davvero tutto, dalla serata riguardante la rubrica Bel tempo si spera, noi vi diamo appuntamento al prossimo lunedì, quindi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Arrivederci.